Pronti? 1, 2, 3. Buono questo tentativo con giravolta abbastanza a rilento di tutti e parte fortissimo Esedra Kub che dal 9 sfonda e passa a condurre nei confronti di Emma Point. Terza posizione per Egberto Mail, all'esterno Emotion B, Numero quindi 6, Eva Light. Ele Lamborghini squalificato. Poi ancora Evan Spritz, quindi Eastwood B, mentre sono rimasti attardati Evita Trio ed Eva Canteffi in ultima posizione. Ha sbagliato anche Egberto Mail, così Enea Tav, che era partito bene da 20 metri, può sistemarsi in quarta posizione. Terzo alla corda perché Emotion B è andato a chiedere strada, Esedra Kub non ha ottenuto il via libera, ne sono venuti fuori 400 metri svelti in 36, 45 numero 7 Evan Spritz squalificato per i primi 600 metri di corsa. Esedra Kub al comando, a sorpresa ovviamente visto il numero, Emotion B in seconda posizione, poi Emma Point, Enea Tav, quindi ancora Eva Light, poi muove all'esterno Arnaldo Benal perché c'è stata una stoppata netta numero 10 Eva Cantef squalificato della testa della corsa, paletto in 16 e così si muovono le H, sposta ovviamente Enea Tav dalla quarta posizione che non si lascia coprire da Arnaldo Benal e a metà gara passata in 1.18.2 avanza al largo Enea Tav che si porta su Esedra Kub. Esedra Kub al comando, all'esterno c'è Enea Tav, poi in corda Emotion B, seconda pariglia per Arnaldo Benal, terza posizione di dentro per Emma Point, va a fare la terza pariglia al largo Eastwood B. C'è stato un 33 per questi 400 metri di corsa, assolutamente lenti. Sulla piegata di destra non cambia nulla, guida sempre Esedra Kub, di fuori Enea Tav, in corda c'è Emotion B, seconda pariglia per Egberto Mail. Si prosegue a metà della retta opposta alle tribune, 500 metri al palo, non passa ancora all'attacco Enea Tav che permette a Esedra Kub un altro paletto tranquillo in 15.2, ora allunga la leader che prova a riguadagnare vantaggio in curva su Enea Tav, è sempre in corda Emotion B che attende l'open stretch, la retta d'arrivo per Esedra Kub che è in vantaggio, accelera nei confronti di Enea Tav che prova a tornare sul passo, Emotion B di dentro, Esedra in vantaggio, Enea che si avvicina, Esedra Kub fino in fondo, imbattibile, Esedra Kub continua nella suite vittoriosa, al secondo Enea Tav, al terzo Emotion B, 28,5 a chiudere. 1.17.3 il ragguaglio cronometrico, 13.9 l'addirittura d'arrivo. Gran giravolte, poi tutto facile per Esedra Kub, Carmine Piscuoglio, training di Francesco Alessandrini. L'azienda agricola, la fattoria dell'avvocato di Vittorio Miniero alla proprietà. La vittoria per Esedra Kub, Carmine Piscuoglio. Ennesima vittoria consecutiva, ormai non si contano più, questa volta andando in testa con i nastri, fermando tutta strada. Da segnalare solo gli ultimi 400 metri svelti, 13,9 addirittura per la retta d'arrivo e vittoria facile in cost to cost per Esedra Kub, Carmine Piscuoglio.